devo chiamare. Aspettiamo il Presidente Finco e... Professor Salvia e Maria Pia Garavaglia, se volete fare... L'intervista dopo. Sono usciti? Dov'è? Adesso è in commissione, faccio io, Se no non casa o però fa Finco, non mi lo fai so. tornare per fare le... A prenderli. Allora, in attesa che entri il vicepresidente Finco per prima dei saluti dell'assessore Donazzani e dello stesso vicepresidente, direi che cominciamo questa nostra riflessione assieme con un video di 3 minuti di Dame Cicely Saunders, che ha fondato gli Hospice e che credo ci introdurrà bene nel senso... Being able to say to somebody, when I come to a certain stage in my life, I'd like you to help me take my life, or indeed take your own life. I think where people talk about having a deliberate shortening of life, you are moving into a very, very dangerous area. I think that part of the answer is to be able to say to people, look, you're not going to have pain that gets out of control. You're not going to become less than yourself because of the treatment we're going to give you. You can be yourself. But it is something that comes out of fear. And I think that a lot of the work of geriatricians and a lot of the work of hospices has shown that that fear really isn't justified. But the real danger is that not only would it increase fear by one saying that we have to bring in a law for this, but it would also, I think, pull the rug from under a great many vulnerable people who would so easily feel, well, I have a right to shorten my life. Now I have a duty to do it because I am a burden on others and because my life as part of society is now worthless. And I feel very strongly that we need to say to people, you matter because you are you, and you matter to the last moment of your life, and we will do all we can to make that life as good as we can. Now, I'm not saying there aren't some very hard situations, and I wouldn't sit here and judge somebody that who took their own life. But I think what we see over and over again is what tremendous use a family, as well as that person, can make of the ending of life, and what they would have missed if they had opted out instead of, as it were, hanging in to find what is there to find. With the attitude you have, Dame Cicely, how do you face death yourself? Well, I don't know that I have too much confidence in myself, but I have confidence in people around, and I believe that now people, wherever I might be, whether it's an ordinary hospital, in my own home, with my own family doctor, or perhaps in a hospice, will be ready to help. And I think you come to learn about dying by the other losses in your life. The little ones, like not being able to sing a top B flat any longer, and the big ones. That in fact, there is something to be gained and there is something to be given wherever you may be. And I think death is part of that. And after all, I do trust the God into whose hands I will commit myself. Dame Cicely Saunders, thank you very much. Maybe small specks of dust. Grazie, allora cominciamo con i saluti di chi ci ospita, di chi ha permesso che siamo qui oggi ad approfondire
una grande proposta, quella sulle cure palliative. Lo faremo con degli interventi autorevolissimi, a cui chiediamo anche un grande sacrificio di stare nei tempi ristrettissimi proprio di questo momento, ma concepiamo ogni intervento come un inizio di un percorso. Chiederei quindi all'assessore Donazzana, al vicepresidente del Consiglio regionale, vicepresidente vicario Nicola Finco, se ci portano 2 brevissimi saluti, e li ringraziamo molto per questa straordinaria possibilità. Grazie e benvenuti nella sede del Consiglio regionale del Veneto. Il miglior benvenuto lo darà poi il vicepresidente. A me spetta invece il saluto anche da parte del mio gruppo che in questo momento ha il collega Soranzo in commissione, ma interverrà subito dopo, il capogruppo che ha avuto questa mattina un impedimento. Quindi ritenete la mia voce quella di coloro che, quando ha iniziato questo percorso che avrebbe portato una legge ad essere discussa, quello che è accaduto 2 giorni fa, immaginò di dover creare un momento di confronto. Fratelli d'Italia ha organizzato questa conferenza stampa che vuole essere molto trasversale. Quando si è deciso di affrontare l'argomento, cercando di chiamare a raccolta la coscienza dei consiglieri regionali, ma anche per aprire un dibattito che fuori pareva tutto rivolto solo ad un'unica voce predominante, quella di un sostegno a quella legge, e quindi che avrebbe portato verosimilmente ad una votazione verso un esito quasi scontato all'inizio pareva. Ed invece, grazie a Ditelo sui tetti, perdonatemi, questo veramente va sottolineato, Domenico Menorello in questi mesi ha saputo tessere relazioni, costruire rapporti, portare alla luce voci che volevano dire: noi su questo dibattito che sembra unilaterale e unidirezionale non vogliamo esserci, perché abbiamo anche noi storie da raccontare, coscienze da portare, soprattutto come consiglieri regionali e io come assessore regionale, delle domande di senso. Sto facendo tutto quello che si potrebbe fare per alleviare il dolore, per dire sì alla vita, per costruire un sistema sanitario che parli d'altro. Ditelo sui tetti, questo ci ha aiutato a fare anche durante le audizioni, così ringrazio il mio collega che intanto è arrivato, Enoco Soranzo, quindi io lascio la parola poi a lui. E l'appello è stato quello poi che ha raccolto in una votazione che ha anche stupito, che è diventata un fatto nazionale, per cui oggi è ancora più opportuno che qui e come in altri consigli regionali colleghi aprano le porte del Consiglio regionale alla società civile, questo è il senso di questo momento, per raccontare una altra storia di questa storia nazionale. Non vi è e non deve esserci un dibattito unico. Devono esserci le voci invece che portano a dire che oggi la politica deve interrogarsi veramente sul bene, ma sul bene, il bene vuol dire anche trovare le strade per aiutare la vita. Ecco, quindi io ringrazio Domenico e Ditelo sui tetti, gli illustri ospiti, la trasversalità delle voci e il mio gruppo di Fratelli d'Italia che ha voluto organizzare questa conferenza stampa. Grazie Assessore Donazzana, grazie Elena anche per l'amicizia operativa di questi giorni. Un'altra grande testimone del dialogo che c'è stato in questi mesi, il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco. Grazie Domenico, buongiorno a tutti, io ringrazio ovviamente tutti gli ospiti, i relatori e gli do il benvenuto qui in Consiglio regionale del Veneto per affrontare questa tematica molto particolare. Io voglio anch'io partire ringraziando Menorello e ovviamente l'associazione di Ditelo sui tetti, perché quando a luglio l'associazione Coscioni è arrivata in Consiglio regionale con le 9.000 firme, fin da subito ho detto qui ci dobbiamo mobilitare per capire che cosa vogliono portare avanti queste persone, e facendo un po' di ricerca insomma avevo capito dell'interesse che anche il sottosegretario Mantovano aveva su questo tema molto delicato, e così durante l'estate mi sono letto il libro sull'eutanasia e ho cercato poi un contatto con il sottosegretario che mi ha mandato il buon avvocato Domenico Menorello, con il quale ho iniziato un approfondimento sulla tematica, un focus molto importante che mi ha permesso di capire molto bene questo tema, e poi ovviamente abbiamo organizzato tutta una serie di iniziative e di attività. Oggi più regioni a livello nazionale si stanno ovviamente incontrando, stanno facendo un focus proprio su questa tematica. Bene il risultato dell'altro giorno in Consiglio regionale del Veneto, ma questo ci deve
mantenere ovviamente con attenzione i massimi livelli, perché vediamo che alcune realtà come l'associazione Coscioni piuttosto che i radicali non se la sono messa via. Loro hanno un obiettivo ben chiaro, che non è il tecnicismo di inserire dei tempi certi, dei 20-27 giorni per somministrare il farmaco letale, ma loro puntano, facendo pressione attraverso le regioni se non attraverso lo Stato, di sancire attraverso ovviamente delle normative nazionali o statali che la morte diventi un diritto. Loro vogliono fare entrare all'interno degli ordinamenti regionali e statali che la morte diventi un diritto, in modo poi per aprire le porte inizialmente adesso con il suicidio medicalmente assistito e poi in futuro con tutto il resto che vediamo in altre parti di Europa e del mondo. Quindi penso che chi ancora ad oggi rappresenta una società valoriale fatta di contenuti, ma soprattutto, come l'abbiamo detto anche l'altro giorno in aula, il Veneto, che da sempre è un modello di assistenza, di solidarietà, di vicinanza alle persone malate. Pensiamo al numero di scuole paritarie che abbiamo all'interno di questa regione, no? Quindi la cura e la crescita dei bambini, fino al grande numero che abbiamo oggi di case di riposo all'interno di questa regione, che testimonia la vocazione dei nostri enti locali, delle tante famiglie che nel corso degli anni hanno lasciato donazioni proprio per un pensiero verso le persone più sofferenti. Quindi questo è il modello di cura della persona che noi vogliamo non solamente in Veneto ma a livello nazionale, e su questo, con la forza che abbiamo delle varie associazioni presenti su tutto il nostro territorio, dobbiamo continuare a mantenere alta l'attenzione, ma soprattutto a portare avanti un concetto che la vita è sacra e va tutelata dall'inizio fino alla fine. Grazie, un applauso. E io, visto che è arrivato in sala il consigliere Soranzo, che tanto ci ha aiutato in questi giorni, gli chiederei proprio un flash di saluto e ringrazio gli amici che rappresentano un grande mondo associativo che nomino molto velocemente. Abbiamo l'associazione L'Albero, l'associazione Family Day, l'associazione Non si tocca la famiglia, si collegherà poi spero il presidente di Scienza e Vita, l'associazione Lavoro, l'associazione Vivere Salendo, i medici cattolici, l'Associazione Medici Cattolici del Veneto, la Fondazione Lanza, la Federvita e i CAV del Veneto, la Fondazione Toniolo di Verona, la comunità Papa Giovanni XXIII, che sono ancora riuscito a incrociarli, ma spero che si appalesino, il Centro Studi Livatino, preziosissimo, il Movimento per la Vita, a testimonianza di molte altre decine di associazioni che hanno lavorato e stanno lavorando in questa giornata in altri 8 consigli regionali d'Italia. Enoch, grazie ancora per la tua collaborazione. No, grazie solo a voi e anche benvenuti. Scusate se sono arrivato in ritardo, ma io mi sto dividendo anche tra le commissioni, perché abbiamo 3 commissioni. È giusto che lavoriate un po'. E quindi proposte di deliberazioni amministrative, abbiamo tanti lavori in corso. Faccio veloce perché i tempi sono stretti e tanti sono i partecipanti. Volevo ringraziare innanzitutto i colleghi che sono presenti, dalla vicepresidente che è appena intervenuto Nicola Finco, a Fabiano Barbisan, a Bozza, il collega Bozza che si collegherà. Porto i saluti del collega e dei colleghi Gio Formaggio che è in commissione, ma ci raggiungerà, ma soprattutto Daniele Polato e Tommaso Razzolini che sono qui presenti. Voglio dare il benvenuto anche all'onorevole Maddalena Morgante, esatto, che insomma, su questo insomma, è già nota, è già conosciuta e che è stata vicina in questo percorso. Solo per dire che sono stati 7 mesi particolari da quando è iniziato questo percorso in questo Consiglio regionale, da quando è stata depositata questa proposta, che poi insomma non racconto nulla di nuovo, nel senso sapete già l'esito e il percorso che ha avuto. Abbiamo avuto come gruppo e come anche sicuramente come Consiglio regionale del gruppo una posizione chiara, coerente fin da subito. Non abbiamo mai avuto nessun tipo di pressione, ma l'abbiamo fatto singolarmente semplicemente perché crediamo che debba essere riaffermato un principio e un valore, confermando anche che rispettiamo tutti, perché l'abbiamo voluto dire in aula, noi rispettiamo tutti, rispettiamo anche chi magari la pensa diversamente, però per questo noi abbiamo voluto riaffermare un principio. La vita è sacra, diceva bene il vicepresidente Nicola Finco, diceva bene l'assessore Donazzana, che anche lei è stata, e voglio ringraziarla, molto vicina in questi periodi. Voglio ringraziarvi anche perché tanti di voi sono venuti in Commissione Sanità e vi ho chiesto anche personalmente, perché a titolo del gruppo, di essere presenti. Vi ringrazio per essere venuti, come nelle audizioni avete portato la testimonianza. Credo che sia chiaro a molti che quello che è avvenuto in Consiglio regionale, e concludo,
aveva due considerazioni, diciamo, forti. Il primo era di tecnica, che portare una materia in competenza di una regione e un provvedimento che in una materia che invece noi crediamo, e non solo crediamo noi, sia di esclusiva competenza dello Stato e del Parlamento, da un lato, un provvedimento che ha visto durante il dibattito dell'Aula avvalorarsi quelle che erano le nostre perplessità in Commissione sulla procedibilità dello stesso provvedimento, quindi chiaramente aveva un aspetto assolutamente dal punto di vista costituzionale e anche tecnico. E dall'altro invece di contenuto. E sul contenuto noi abbiamo ribadito che la vita è sacra, che per quanto ci riguarda, diversamente da quello che si possa pensare, si può fare tantissimo sulle cure palliative e sul potenziamento delle cure palliative, perché l'accompagnamento alla fine vita naturale delle persone è possibile perché chi frequenta i seminari e anche ascolta anche le strutture sociosanitarie ce lo dicono, sappiamo che c'è tanto da fare, c'è molto da fare, ma per questo arrendersi all'abbandono, alla paura che pervade in molti dei nostri cari familiari e delle famiglie che quando si trovano in una situazione difficile, la paura è il punto, diciamo, di inizio, per cui la paura all'abbandono, la paura di non avere un'assistenza sufficiente e quindi alla fine qualcuno potrebbe fare anche un brutto pensiero. Ecco, questo noi vogliamo arrenderci, pensiamo che col lavoro, con l'impegno si possa raggiungere un accompagnamento alla fine vita naturale possibile con dignità e serenità per il malato e anche per la loro famiglia. Con questo concludo e ti lascio la parola e vi auguro davvero. Grazie Enoch, hai anche ringraziato altri illustri ospiti presenti in sala. Non voglio essere ringraziato. No, io non devo essere ringraziato, cioè, mi riferivo a Maddalena. Allora chiederei a Maria Pia Garavaglia se può accomodarsi qui. Come vedete ci siamo dotati di una clessidra che non dovrà finire, perché chiedo veramente il sacrificio ai nostri grandissimi ospiti di stringere ulteriormente. Se mandiamo solo quei due grafici che ci terranno compagnia negli interventi, perché c'è un grande fattore, amici, che dobbiamo tenere presente. Una legge non serve solo a lasciar fare, questa è una conseguenza di una cosa che fa prima. Una legge, ce lo spiega San Tommaso d'Aquino da qualche tempo, dal 1270, indica un bene ed è per quello che condiziona la società. Non è affatto fissare qualche termine, no, è dire che cosa è bene per l'uomo. È bene che se ne vada quando non c'è più, o è bene un'altra cosa, uno sguardo che consideri assoluta ogni istante di vita. Vedete questi grafici, è una ricerca dell'Università di Padova e dell'Università di Bologna, dove sono state introdotte queste leggi. Vedete, guardate il Canada, tanto per dire una, questo è l'incremento della domanda di suicidio. Perché? Perché la legge dice tu, malato, non servi. E quindi di conseguenza uno accusa questo giudizio di disvalore. Maria Pia Garavaglia non ha nessun bisogno di presentazione, è stata ministro della salute e ho l'onore di poterla ascoltare nel Comitato Nazionale di Bioetica, è un grande onore averla come gli altri relatori. Raccogliamo quello che ci diranno come spunto, è un privilegio per tutti poter ascoltarli. Maria Pia. Grazie davvero. Grazie a Domenico, che con lui ringrazio tutti voi che siete stati da lui certamente un po' stalkizzati. Ha buona ragione. Ritengo che chi oggi è qui, chi ci ascolta, tutti i nostri colleghi e gli altri consigli regionali abbiano una responsabilità enorme, perché non possiamo parlare di cure palliative. Dobbiamo testimoniare dicendo anche che cosa si fa. Il che cosa sono sarà detto dai tecnici. Io mi limito a dire che ciò che è accaduto in Veneto l'altro giorno, meno male, perché essendo diventato un fatto nazionale e a causa anche di personaggi che hanno potuto parlare alla TV, forse si è capito che le cure palliative sono cure. I cittadini italiani hanno diritto per la legge, prima di tutte la Costituzione, l'articolo 32, che dice anche che si può non farsi curare, ma vedremo perché, l'articolo 3 che dice che siamo tutti uguali, a prescindere da come siamo in salute e come siamo in malattia. Quindi, primo, il nostro linguaggio sia chiaro, non si parli dei tetti, si urli dei tetti. Tutti noi che siamo in grado di parlare dobbiamo parlare. Il linguaggio è fondamentale. La cura palliativa non conduce alla morte. La cura palliativa è un diritto, perché il diritto alla salute è un diritto umano.
riguarda tutti, purtroppo non riusciamo a garantirlo a tutti. Noi abbiamo una legge che ha un pilastro, l'universalismo, la legge di riforma sanitaria, che sta soffrendo sull'applicazione. Il secondo pilastro della riforma sanitaria è l'equità, cioè tutti devono essere messi in condizione di avere tutto uguale. Le cure palliative non ci sono dappertutto, perciò i cittadini italiani non sono uguali dappertutto, quindi la nostra richiesta, dopo aver ben parlato tra di noi, è che dobbiamo assediare chi può fare le leggi, e non ideologiche alla Coscioni, ma leggi che interpretano il diritto dei cittadini ad essere curato, il diritto anche dei medici a curare, sia ben chiaro. Nella 219 noi diciamo che bisogna rendere pubblico il nostro desiderio di essere curati o no a fine vita. Dice anche che non si può chiedere al medico ciò che deontologicamente non può garantire. Ma noi chiediamo a tutti i politici che il diritto a scegliere, qualsiasi sia la legge, quando è in gioco la dignità della persona, deve essere a scrutinio segreto e deve garantire la libertà di coscienza. Chi l'altro ieri avrebbe voluto limitare la libertà di coscienza è veramente contro la Costituzione, contro l'umanitario, e la Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani rivendica che i resistenti volevano la libertà di pensiero e di coscienza per tutti, e non credo che l'altro ieri qualcuno in questa nostra regione abbia ritenuto che la libertà di coscienza è davvero libertà. Votare perché i partiti ce lo chiedono è partitocrazia, peggio è stato etico. Non ci stiamo in uno stato etico, stiamo in uno stato in cui, a causa della buona informazione e della buona formazione, ricordo anche al vicepresidente, la buona formazione che si fa rendendo capaci di criticità la nostra popolazione a partire dai giovani, sia in grado di decidere da soli dopo aver avuto la corretta informazione, perché anche la coscienza non si gioca. La coscienza, moralmente parlando, è una coscienza formata, non coercita. Dopo il linguaggio, dicevo, la partecipazione. Il cittadino, se non partecipa, non riesce nemmeno a esprimere cosa penserebbe di ottenere dalla comunità civile. La partecipazione rende consapevoli dei bisogni di tutela della salute. La tutela della salute, voi sapete, è definita diritto fondamentale. Nella Costituzione non si usa mai questo aggettivo, lo si usa solo all'articolo 32. Se è fondamentale è una priorità allora rispetto ad altre cose. Allora, chi è contro l'eutanasia, chi vorrebbe ridurre, come sarei io, anche il suicidio medicalmente assistito, deve poter avere un sistema di tutela della salute che preveda le cure palliative come un ricovero per un intervento chirurgico, come la cura di una malattia cronica. La cura palliativa è un diritto non esigibile in tutta Italia. Quindi forse sul PNNR, sulle RSA, sull'assistenza domiciliare, sugli hospice si poteva fare un pensiero, perché si governa bene se si conoscono i dati, e nel nostro paese l'invecchiamento della popolazione e la cronicizzazione, per cui teniamo più a lungo in vita le persone, fortunatamente vogliamo tenerle più a lungo nel miglior modo possibile. Voi sapete che la tutela della salute ha avuto una spiegazione negli anni, e quando si parla di salute si parla di un completo benessere psicosociale. Il completo benessere i medici lo sanno, ma noi lo sappiamo che abbiamo crisi di ogni tipo in termini di salute. Però se si tratta di un benessere, vuol dire accompagnare le persone perché non devono sentirsi sole mai. Il problema di dire di no all'anticipazione della morte è sapere di non essere mai lasciati soli. L'accompagnamento dei familiari attraverso i servizi socio-assistenziali, oppure del sistema sanitario, oppure del sistema dell'RSA, oppure l'hospice, nel senso che la tutela della salute si prende completamente in carico il cittadino a secondo della fase di bisogno di tutela della salute e anche a bisogno di tipo di cure.
Allora, il linguaggio, la partecipazione e poi la informazione. La comunicazione è essenziale. Non è un problema dei cattolici, né l'eutanasia, né il suicidio medicalmente assistito, né lasciare andare le persone. È un problema di laicità assoluta, perché riguarda la dignità delle persone e vorrei essere sicura che se ho bisogno vengo curato. Se nel sistema sanitario, con la logica della sostenibilità, pensiamo prima al momento finanziario e poi, se ce la facciamo, curiamo, diventa l'eutanasia di Stato, Assessore. Se lo Stato non vuole l'eutanasia di Stato, soprattutto le situazioni di maggior vulnerabilità devono essere assunte come una priorità. Allora la comunicazione è essenziale ai cittadini affinché capiscano le differenze e devono aver paura di non essere curati. Se esistesse una legge sul suicidio assistito più lasca di come la Corte Costituzionale chiede con i 4 paletti che sono molto vincolanti, è che la Corte ha sgridato non le regioni, ha sgridato il Parlamento, perché è il Parlamento che è in ritardo nel fare la legge attuativa ed è una legge per forza nazionale, perché riguarda i diritti inviolabili che sono nella Costituzione, non sono delegabili a nessuno, neanche con la nostra autonomia differenziata. Dovremmo, e guai se lo facessimo, rivendicare l'autonomia in questo campo. Il sistema sanitario è molto regionalizzato, non abbastanza però per toccare i diritti inviolabili della persona. Noi abbiamo bisogno che con la comunicazione la gente sappia che i coscioni, i Cappato, se ci fosse stato ancora il mio collega Pannella, se chiedono questo, chiedono di essere considerati cose. Quando non serviamo più, possiamo buttarli via. E capite che questo non è un problema cattolico, questo è un problema di sostanza nella vita comunitaria. L'eguaglianza è che valiamo tutti uguali, vorrei dire perfino quando contiamo di meno, perché vuol dire che abbiamo capito che le persone valgono comunque. Allora il linguaggio, la partecipazione e la comunicazione. I medici, che di solito sono ovviamente più autorevoli di me se parlano di salute, hanno una capacità di comunicazione con i pazienti, devono spiegarsi bene con loro e con i parenti, perché spesso sono i parenti che chiedono: possibile che non si fa fare più niente? Si può spiegare, se non si può più fare niente, o accompagnare facendo soffrire di meno. Il sistema sanitario è fatto anche per togliere la paura di non essere curati. Noi diciamo agli italiani: c'è la riforma sanitaria universalista ed egualitaria. Quando ero un giovane parlamentare avevo un assessore regionale alla sanità che si chiamava Giambattista Melotto di Verona, che era il mio benchmark. Io ho fatto la riforma copiando il Veneto, tranne nel numero di posti letto, perché era un'esagerazione, erano 8 per 1000. Per il resto ero stato molto aiutata dal Veneto. Vorrei che riuscissimo magari a partire anche da qui, per fare che la comunicazione, dopo la vicenda dell'altro ieri, diventi una comunicazione chiara. Il Presidente della Regione è stato chiarissimo, ma l'ha messa sul lato politico. Noi mettiamola sul lato non etico, bioetico, cioè la cura che i medici devono avere, anche in forza del loro codice deontologico, e la cura che dobbiamo avere noi per ognuno che abbiamo vicino. Più sarà debole, più avrà bisogno di noi. Se saremo testimoni della vicinanza, saremo capiti anche quando parleremo di no all'eutanasia, sì alle cure palliative, se pretenderemo politicamente dai nostri rappresentanti di diffondere sull'intero territorio nazionale, saremo credibili e allora avremo fatto il nostro dovere. Se non saremo così, saremo ideologici anche noi. E ideologizzare la vita è pericolosissimo, perché abbiamo avuto un secolo intero in cui si è capito che scegliere la qualità della vita ha rappresentato distruggere l'umanità. Grazie. Grazie Maria Pia Garavaglia per queste parole tanto
sagge quanto forti e quanto chiare nel giudizio. E per non essere ideologici noi parleremo proprio di cose molto concrete, di un'esperienza concreta. Chiederei adesso questa seconda parte della prima parte, avrà i nostri palliativisti che ci parleranno della palliazione, e poi annuncio già che c'era una seconda brevissima parte con degli lapidari interventi di associazioni presenti in sala. Chiederei alla professoressa Zagonel di iniziare. La clessidra continua a scorrere e quindi dobbiamo fare un calcolo complicatissimo, che quindi questo giriamo già, ecco, giriamo già così, tac, ecco qua. La professoressa Zagonella è un illustrissimo clinico che per molti anni ha diretto lo IOV di Padova, ora è nell'Osservatorio Nazionale per le cure palliative di Agenas / Ministero della Salute. Grazie molte. Buongiorno a tutti. Cercherò di essere rapida visti i tempi e per lasciare spazio ovviamente anche ai colleghi. Arrivo subito, a darvi degli elementi per inquadrare un po' il problema delle cure palliative. Quindi, definizione di cure palliative secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alcuni capisaldi fondamentali per parlare di cure palliative sono l'assistenza globale attiva di quei pazienti la cui malattia non risponde più a trattamenti attivi. È fondamentale riconoscere e controllare tutti i sintomi che il paziente può aver presente, quindi dolore ma anche altri sintomi e soprattutto anche altri problemi psicologici, sociali e spirituali, quindi è una presa in carico veramente completa del malato. L'obiettivo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita del paziente ma anche delle loro famiglie. Molti aspetti dell'approccio palliativo, soprattutto negli ultimi anni, sono applicabili anche più precocemente delle fasi finali di malattia, e questo è un tema molto importante, proprio perché l'obiettivo oggi è quello di anticipare nel percorso di cura di qualunque tipo di malattia l'integrazione con le cure palliative, questo proprio per evitare che poi a fine vita non ci sia già una presa in carico del malato. Quali sono i bisogni di cure palliative secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Secondo l'OMS, oltre 56 milioni di persone al mondo necessitano di cure palliative prima di morire. Nei paesi in via di sviluppo si stima l'1,4% della popolazione che necessita di cure palliative e dal 70 all'85% delle persone adulte che muoiono, quindi numeri molto consistenti. Uno studio inglese del 2017 ha prospettato per il Regno Unito per il 2040 l'87% di persone morenti con bisogni di cure palliative. Quindi è una richiesta in continuo aumento. Questo aumento è determinato dall'invecchiamento della popolazione, dall'incremento esponenziale di persone con demenza, è previsto un incremento del più 271% nei prossimi anni, e dall'incremento delle morti per cancro, perché se è vero che curiamo e guariamo sempre più malati di cancro, l'incidenza però dei tumori continua ad aumentare, quindi di conseguenza aumentano anche le morti per cancro. Quindi cosa sono le cure palliative? Cercano di dare risposte a tutti i bisogni del malato, fisici, fisiologici, psicologici, familiari, sociali, spirituali ed esistenziali. È un approccio a bassa intensità interventistica ma a elevata intensità assistenziale, quindi non servono sofisticate attrezzature tecnologiche, ma è necessaria la presenza fisica di operatori sanitari qualificati e dedicati. Prossimità dell'assistenza, rispondono al concetto antropologico di noi esseri umani di prenderci cura dell'altro nel momento del bisogno. Quindi è un concetto proprio che deve interessare tutte noi persone. I benefici lo sappiamo, la qualità della vita, aiutano anche a utilizzare un setting più appropriato di cura e soprattutto evitano l'accanimento terapeutico nel fine vita. Qual è la situazione italiana?
Se partiamo appunto dai dati dell'OMS, vediamo che oltre 500.000 persone in Italia hanno bisogno di cure palliative. L'incidenza di pazienti con bisogni di cure palliative nell'ultimo periodo di vita si stima dai 300.000 ai 400-500.000, a seconda appunto di come li valutiamo. La copertura nazionale attualmente è del 25% mediamente in Italia. Secondo il Ministero della Salute, oggi in Italia un malato oncologico su 3 riesce ad accedere alle cure palliative. Attraverso la legge di bilancio del 2023 c'è stato un riconoscimento della necessità di potenziare le cure palliative e si è posto come obiettivo di coprire entro il 2028 il 90% del fabbisogno nazionale, entro il 2028. Il DPCM LEA prevede appunto un'erogazione di cure palliative in 4 setting, e qui è molto importante, voglio metterli a fuoco perché è fondamentale. Cure palliative domiciliari, siamo d'accordo, l'assistenza residenziale in hospice, ma c'è anche un'assistenza specialistica ambulatoriale che è quella cruciale per facilitare il percorso tra l'ospedale e il territorio, quindi una presa in carico anticipatoria dei pazienti. E poi unità anche all'interno dell'ospedale che devono avere un minimo di conoscenze di base per poter facilitare un percorso di cure palliative. Anticipare i bisogni abbiamo detto che è fondamentale, e ci sono proprio adesso questi modelli di cure simultanee dove si prevede, per esempio in ambito oncologico, che dalla visita oncologica l'oncologo può valutare i bisogni del paziente, farlo accedere ad un ambulatorio multidisciplinare, quindi in presenza non solo dell'oncologo ma del team di cure palliative, che non è fatto solo del medico ma anche dello psicologo, dell'assistente sociale, del nutrizionista, e attraverso questo identificare i bisogni e attivare i servizi domiciliari di cui c'è bisogno. Qual è la situazione del Veneto? In Veneto, in base alla popolazione, la prevalenza di persone che necessitano di cure palliative è di 57.000 oltre, e per l'ultimo periodo di vita sono 37.000. Attualmente in Veneto la metà dei malati oncologici viene assistito dalle cure palliative, quindi un trend migliore rispetto alla media nazionale. Ma sempre basso. Ma sempre basso, perché attualmente il Veneto prende in carico mediamente circa il 30% che i malati necessitano di cure palliative. Col decreto della Giunta regionale 993 abbiamo dati molto recenti di quella che è la situazione del Veneto, quindi ci sono unità di cure palliative 9, una per ogni ULSS, ma molto minore rispetto a quello che è lo standard previsto, un'articolazione funzionale nei distretti che è previsto nel 40% delle ULSS, ambulatori di cure palliative attivi nel 23%, posti letto hospice meno 164%, disponibilità come vedete H24 molto bassa, e soprattutto c'è anche un problema di competenze, perché se guardate le ultime 2 righe, le cure palliative di base sono erogate da team di cure palliative, quindi da persone formate solo nell'11%, e le cure palliative specialistiche sono erogate dal team di cure palliative solo nel 27%. Quindi mancano strutture, manca organizzazione e manca soprattutto anche personale qualificato. Su questo magari vado avanti, mi interessa dirvi questo, è una corsa contro il tempo. Da qui al 2028 qual è la situazione? La situazione è che se ci sono 57.000 persone in Veneto che necessitano di cure palliative e la presa in carico del 30%, noi prevediamo nei prossimi 4 anni che ci siano oltre 150.000 persone in Veneto, adulte, che necessitano di cure palliative ma che non potranno usufruire di cure palliative. Quindi questo è un dato fondamentale. L'ultimo dato che volevo dirvi: abbiamo 2 leggi che ci aiutano sicuramente a potenziare il percorso di cure palliative. La prima legge sul dolore la conosciamo, ma anche la seconda, che è già stata citata dalla dottoressa Garavaglia,
perché in questa legge del 2019 ci sono 2 elementi fondamentali: la pianificazione condivisa delle cure, attraverso il quale noi operatori sanitari possiamo col malato anticipare le cure palliative nel percorso di cura e definire una strategia di cura fino a fine vita, e la sedazione palliativa, che è uno strumento a disposizione dei palliativisti ma di tutti i medici, che aiuta a migliorare la qualità della vita del paziente fino a fine vita senza modificare la durata della vita di questa persona. La sedazione palliativa di recente c'è stata una definita, proposta e approvata una linea guida intersocietaria, perché appunto la Società Italiana di Cure Palliative, ma anche l'AIOM, la SIARTI e altre associazioni hanno appunto insieme definito le modalità per attuare la sedazione palliativa, proprio per evitare, diciamo, una morte dolorosa ai pazienti. Questa è la mia ultima diapositiva. Che cosa fare? Investire su personale, che non sono solo medici e infermieri, ma una serie di altre figure professionali essenziali per una presa in carico completa in un team di cure palliative, la formazione di tutto il personale dedicato alle cure palliative e non solo, personale tutto, e l'informatizzazione. Questo è un altro elemento importante, perché conoscere esattamente quanti pazienti vengono presi in carica e quant'altro è fondamentale. Verificare e monitorare l'attivazione dei servizi negli ospedali, l'attivazione degli ambulatori di cure simultanee per quanto riguarda soprattutto gli oncologici, perché nonostante il DRG solo il 20% ha attuato questo DRG, e gli ambulatori di cure palliative interdisciplinari, che come vi dicevo sono fondamentali per la presa in carico precoce. Grazie. Grazie professoressa Zagonel. 160.000 persone non saranno curate nei prossimi anni. Credo che questo dato dica tutto dove sta la priorità. È stata invocata anche alcune linee di intervento sulla formazione. Il professor Roberto Salvia dirige l'unico, credo, master di cure palliative, l'unico master di cure palliative in Veneto, che è a Verona. Giriamo la clessidra, vi ringraziamo, i contenuti come vedete sono precisi e parlano da soli. Professore. Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Io mi chiamo, la prima cosa che non lo so, io ci sono, è verde? È verde? Ci siete. Devo urlare? Vado avanti? Sì. Ok, velocissimo. Abbiamo poco tempo purtroppo. Allora, la prima cosa che ho deciso di fare è quella di presentarmi. Perché mi presento? Perché io in realtà faccio il chirurgo, sono un chirurgo che si interessa di pancreas, in questo momento sono il direttore facente funzioni dell'Istituto del Pancreas di Verona. Sono il direttore della scuola di specializzazione in chirurgia generale, ma dirigo anche il primo master sulle cure palliative che abbiamo nel Veneto, e tra i pochi appunto che ci sono in Italia, ed è un master che è al 5° anno, e ve ne voglio parlare, e sono qui prevalentemente per parlare appunto di formazione nelle cure palliative. Allora, prima cosa, una carrellata sulle cure palliative da uno che non è un palliativista, e qui la dottoressa ha già parlato prima e ci ha già spiegato molto, però io ci metto qualche cosa di medico, perché vedete, come medico io sono abituato a vedere il paziente, come chirurgo, scusatemi, sono abituato a vedere il paziente nella sua condizione fisica, nella sua problematica che vedete in alto sulla destra. Il lavoro del palliativista è un'altra cosa, perché tiene conto della sfera psicologica, della sfera sociale, della sfera spirituale del paziente, e tiene conto anche del setting assistenziale in cui deve andare ad operare, per cui deve andare a casa, in ambulatorio, in ospedale, in hospice, e poi deve tener conto appunto di un panorama sociale e culturale che si inserisce. Pausa. Questo è quello che io voglio fare come medico, anche come chirurgo, però oggi è solo appannaggio del palliativista, ma io come chirurgo vorrei interessarmi anche dell'aspetto sociale, dell'aspetto psicologico, dell'aspetto spirituale del mio paziente. Credo che questo sia il mio compito. Le cure palliative diventano quasi un modello per i medici, perché noi medici dobbiamo tornare a vedere il paziente nella sua centralità, ma a tutto tondo, con quello che è.
Quindi parliamo di cure palliative, ma vediamolo anche in maniera un po' più ampia su i medici. Forse ho capito la tecnologia, io ieri ero in sala operatoria a fare un intervento in chirurgia robotica, benissimo, ma dobbiamo vederlo a 360 gradi. Insieme a quel paziente devo vedere anche il paziente a fine vita e devo essere lì ugualmente disposto a stargli accanto, perché questa è la medicina e questo è il mio compito anche se faccio il chirurgo. Ecco, mi diceva prima l'onorevole Garavaglia, ma non sono solamente oncologici, è vero, il 60% delle cure palliative non sono oncologici, ricordiamocelo, anche se io ne parlo prevalentemente per pazienti oncologici e anche il dottor Isso l'ha fatto, però ecco, noi abbiamo dati solamente sui pazienti oncologici, non abbiamo i dati degli altri ed è forse questa la ragione per la quale parliamo prevalentemente degli oncologici. Io vi parlo delle mie difficoltà, qua ci sono 3 modelli di fine vita che vi presento nelle diapositive. Cosa vuol dire? Sulla sinistra trovate il fine vita di un paziente che presenta una fragilità e demenza. In mezzo vedete un fine vita, un modello di fine vita di un paziente che ha problematiche respiratorie o cardiologiche, e poi sulla destra un paziente oncologico. Vedete, sono diversi queste modalità e quindi noi abbiamo delle difficoltà nel capire come andrà il nostro paziente e quando intercettare quindi le cure palliative. Prima possibile, come già detto dalla dottoressa, ma comunque questo prima possibile è difficile. Qua vi presento un caso che, prego, scusatemi, ma ricorro al pancreas, e vi presento quindi una pubblicazione uscita sul New England Journal of Medicine, è quindi la più importante rivista, se vogliamo, dal punto di vista medico, in cui ci fa vedere la storia di una paziente, questa paziente che nel 2018 ha una diagnosi di tumore al pancreas, fa la chemioterapia. Dopo che fa la chemioterapia viene sottoposta all'intervento chirurgico, l'intervento chirurgico importante ci dice che era una bella malattia, dopo fa ancora chemioterapia e a quel punto compaiono nel 2019, vedete, delle metastasi al polmone. E qui noi diciamo siamo alla fine vita, quindi voglio dire un cancro del pancreas del 2018 presenta, nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto, delle metastasi al polmone un anno dopo. E questo è quello che può succedere. Però oggi i nostri colleghi oncologi hanno anche altre armi, per cui qui è stata fatta una profilazione genetica, quindi sono stati utilizzati dei farmaci che vanno a targettare, proprio che vanno sulle modificazioni genetiche, e poi abbiamo una regressione nel 2022 della malattia metastatica. Allora, voi vi rendete conto che per un tumore del pancreas avere 4 anni in cui hai una metastasi al polmone che poi torna dietro, per me è difficile. Io quando viene un paziente, ve lo ricordate cosa si diceva una volta a 6 mesi di vita e tutte cose di questo genere? No, non lo diciamo, non andava detto neanche allora, ma non va detto, non va bene, ma perché non lo possiamo dire? Questa è la storia, questa è la metastasi polmonare, è ancora viva, gli hanno fatto anche una pubblicazione, quindi no, non si può dire, quindi noi però siamo un po' in difficoltà. Quindi è questo paziente, come andrà, quando dice quanto ne avrò, cosa devo fare? Perché poi le domande sono cosa devo fare con la mia famiglia, cosa devo fare con i miei figli? Però questo è difficile, però rimane la necessità assoluta di partire subito con le cure palliative anche di questo. Sì, certo, si chiameranno in un altro modo che andiamo a vedere dopo. Questo è un altro caso però, perché vi dico, questo è un paziente, un'altra pubblicazione, sempre New England Journal of Medicine, quindi stiamo parlando della rivista più prestigiosa che abbiamo. Pazienti con tumori al polmone sono stati seguiti, un gruppo semplicemente la terapia standard, un gruppo è stato associato alla terapia standard delle cure palliative. Ci fanno una pubblicazione, cosa viene fuori? Che a distanza di 4 mesi il gruppo che aveva fatto anche le cure palliative ha una migliore qualità di vita, ridotto numero di pazienti che lamentano depressione, ridotto utilizzo di terapie aggressive, aumento di reazioni anticipate di trattamento di fine vita, ma una cosa che non ci aspettiamo è che vivono di più. La curva di sopravvivenza dei pazienti che avevano anche le cure palliative con la stessa identica malattia vivono di più. Quindi non c'è nessuna ragione per non parlare di cure palliative e per non indirizzare i nostri pazienti. Questo è il modello, che vi faccio vedere il modello che è sempre fatto, quindi mano a mano che la terapia si riduce, alla fine quando non abbiamo più niente da fare, cure palliative. Qual è il modello che proponiamo oggi? Mano a mano che si riducono la terapia attiva, partiamo subito con le cure palliative che andranno ad aumentare il loro ruolo nell'ambito della quantità, quindi non solo qualità di vita, ma quantità di vita, perché abbiamo pazienti, come abbiamo appena finito di dire, che vivono di più.
Benissimo, appunto, quindi adesso entro pian pianino in quella che è la mia parte, perché sennò siamo... Allora, dal 2017, legge del 2017, abbiamo già parlato, che ci dice che cosa dobbiamo istituire, qual è il percorso. Quindi percorso di formazione del nucleo di cure palliative, che è complesso, complessissimo, perché abbiamo il medico di medicina palliativista, il medico di medicina generale, lo specialista di cui hai bisogno, poi ci metti il personale amministrativo, hai bisogno di infermiere magari che c'ha bisogno di andare nell'hospice, poi il psicologo ovviamente, l'assistente spirituale, l'assistente sociale, il nutrizionista, quindi abbiamo parlato di cosa abbiamo bisogno, di quanto sia articolato e complesso le cure palliative, e non ultimo il discorso dei volontari. Perché vi metto i volontari? Cosa c'entra il volontario? Cosa c'entra? Niente le cure palliative. Come no? Loro sono venuti prima. Questo è 1999, c'erano già 22 associazioni di volontari che facevano cure palliative quando ancora noi non parlavamo di cure palliative, o ancora noi non sapevamo cosa sono le cure palliative, con 5.000 volontari. Questi sono andato a prendere quelli nel Veneto. Io spero, sono 13, spero che, se ho dimenticato qualcuno, chiedo veramente scusa. Però questa per esempio è quella che abbiamo, mancano quelle che non sono sul territorio attivamente. Poi vi parlerò di un'associazione di Verona che fa formazione per le cure palliative, che non c'è, però queste sono quelle attive. Io vi faccio un esempio, sempre per cercare di colpirvi. Io ho perso mia mamma alcuni anni fa per un tumore cerebrale, è stata seguita da una di queste associazioni, l'Amo Baldogarda, era peschiera. Ora faccio fatica a dirvi che è una bella cosa quando uno perde la mamma. Adesso faccio fatica e mi si incrina la voce. Benissimo, faccio fatica, però posso dirvi che nel momento della sua vita siamo stati seguiti, la mamma è morta a casa con noi lì, non ci siamo mai sentiti soli, non ci siamo mai sentiti abbandonati, perché c'erano tutto, ci portavano tutto quanto, ci hanno portato il letto antidecubito, ci hanno portato le flebo, quello che c'era bisogno. Io ho fatto il figlio, non sapevo niente, hanno messo la vena centrale per la nutrizione, quello che andava fatto. Io, meglio di così, il momento dell'accompagnamento di mia mamma non lo posso immaginare. Cioè, considerando che dobbiamo parlare di cure palliative e di morte, benissimo, mamma è morta, meglio di così, mamma non poteva morire. Questo per dirvi il ruolo delle cure palliative e dei volontari. La situazione in Italia e nel Veneto, io ho fatto una cosa diversa rispetto alla dottoressa, ma è uguale, la sostanza rimane assolutamente uguale. Io ho preso l'articolo che dicevamo tra il 70 e l'80% della necessità di cure palliative nel fine vita, e quindi ho fatto che cosa? Sono andato a vedere i dati Istat. I dati Istat, questi sono i morti che abbiamo avuto in Italia lo scorso anno, sono 654.242, e di questi ho fatto l'estrapolazione. Cosa vuol dire? Quindi dal 70-82% i dati sono 440.536.000. Nel Veneto, per la nostra popolazione, sono da 34.000 a 41.300, quindi i dati sono uguali, partendo ovviamente da un presupposto diverso. Io salterei la parte a questo punto perché sento l'avvocato qua che mi dice che devo assolutamente andare avanti e accelerare, però vi dico solo che accanto a chi ha bisogno di cure palliative ci sono i familiari delle cure palliative. E i familiari, i caregiver, chi sono? Sono persone che hanno più di 65 anni e che spesso hanno malattie croniche. E quindi attenzione, perché chi sta dietro i pazienti che hanno bisogno di cure palliative, i caregiver, spesso loro stessi sono in queste condizioni, quindi vanno aiutati, e questa è la situazione in Italia e nel Veneto, come vedete. Quindi il 14% degli over 65 è caregiver di un proprio caro, il 35% per più di 20 ore, vuol dire tempo pieno. Vuol dire che uno fa 20 ore, pur essendo a sua volta bisognoso di cure palliative. Benissimo, su questo mi devo fermare, perché vedete questo è un altro lavoro che è stato fatto, un lavoro fatto sempre qua da noi nel Veneto, la USL 8, in cui si andava a vedere in due colonne, vedete, una colonna è la colonna con cure palliative, l'ultima, la terza colonna è quella no cure palliative. Allora, che differenza c'è? Guardate il luogo del decesso. Se ci sono le cure palliative, noi abbiamo che il 53% delle persone muore a casa. Se non abbiamo il nucleo di cure palliative, il 7% muore a casa. Questo basterebbe, mi fermo su questo, non dico nient'altro, perché questo basta. Cioè il nucleo di cure palliative dà quella dignità di cui abbiamo parlato, perché ti aiuta a morire a casa, e la differenza, come vedete, è statisticamente significativa. Benissimo, questa ne abbiamo già parlato, mi sembra, quindi la salto, che così guadagno tempo. Questa era la situazione, avevo preparato la situazione degli hospice, ma anche di questo ci sovrapponiamo con la dottoressa, per cui lascio stare tutta questa parte di cui avete già sentito. Confermo il dato
che anche da noi più o meno il 50% dei pazienti oncologici riesce ad avere un'assistenza, mentre gli altri non riescono ad avere un'assistenza da parte delle cure palliative. Bene, vado alla parte per quanto riguarda la formazione. Il MIUR ci ha dato delle direttive, la possibilità di formare è fatta dal master in cure palliative, da corsi di alta formazione e eventualmente da master di secondo livello. E questo è quello che ci viene dato come strumenti formativi in ambito universitario. Che cosa abbiamo fatto noi a Verona? Questa è l'offerta formativa di Verona. Quindi abbiamo corsi di cure palliative, un master di primo livello, un corso di cure palliative in paziente chirurgico, la scuola di specializzazione, e abbiamo attivato nell'ambito del corso di laurea di medicina dei corsi elettivi in cure palliative per gli studenti, perché gli studenti fino a ieri non hanno mai sentito parlare di cure palliative, non hanno mai sentito assolutamente, per cui la domanda era: come fanno a iscriversi alla scuola di specializzazione in cure palliative che non sanno neanche che cos'è? Infatti il primo anno che si è aperta la scuola 0 iscritti, ma per forza non sanno anche di che cosa parliamo e quindi non possono immaginare di fare i palliativisti se non sanno neanche di che cosa si parla. Il corso che abbiamo è questo, un corso operativo, vedete, è stato sponsorizzato nella sua prima edizione da un'associazione di volontari che si chiama Lacero di Daphne. Non faceva parte delle associazioni che vi ho fatto vedere prima perché non va direttamente sul malato, ma è coinvolto nelle cure palliative e nella formazione appunto alle cure palliative. Ci sono vari moduli, questo dura un anno con 10 incontri che vanno appunto alla formazione prevalentemente del personale ospedaliero. Io avevo preso questo, a me piacerebbe leggerlo se mi dai la possibilità, ma finisco velocemente. Lì è di uno che partecipava al corso, un collega, c'è una chat, all'interno della chat sono riuscito a intercettare questo, mi è piaciuto e lo leggiamo insieme. L'intelligenza di un percorso di conoscenza non è dato dalle risposte che offre, ma dalla domanda a cui apre. Confesso di aver iniziato il corso piuttosto diffidente e presuntuoso, avevo già risposte a domande che non erano ancora state poste. Ho invece chiuso mettendo da parte le mie risposte e ascoltando il fiorire delle domande. Sono poche le esperienze di un fornire di un cambio di paradigma, come invece questo permette. Per dirla filosoficamente, da Homo faber a Homo viator, da potenza sterile a impotenza creativa. Da qui bisognerebbe partire nell'approccio all'uomo che soffre. Prendersi cura è sinfonico e non è una fuga solitaria. Prendersi cura è sinfonico, non è una corsa solitaria. Siamo in tanti insieme e solo così possiamo aiutare e prenderci cura delle persone. Benissimo, questo è il master, quindi a questo punto ci iscriviamo presentato, tutti. Vedete, si declina in tutte quante le possibili specializzazioni che possono coinvolgere il nucleo di cure palliative ed è rivolto a tutti quanti. Cosa voglio dire rivolto a tutti quanti? Vedete, è rivolto a medici, infermieri, psicologi, educatori, fisioterapisti. Abbiamo una partecipazione, sì, se è possibile sì, però al master devono avere una partenza, esattamente. E quindi questo è il master, ho finito il tempo. C'è una parte pratica, vedete abbiamo fatto una serie di convenzioni con tutta una serie di ospiti sul territorio, in regione, ma anche fuori regione. Abbiamo parlato anche di cure palliative in ambito chirurgico. Come chirurghi anche noi abbiamo una mentalità completamente diversa e quindi dobbiamo cambiare, quindi abbiamo fatto dei corsi, degli incontri per le cure palliative chirurgiche proprio rivolte ai pazienti chirurgici. Per ultimo, come vi dicevo, la scuola di specializzazione che finalmente ha degli iscritti, ma proprio per lo sforzo che abbiamo fatto nel far capire che cosa sono le cure palliative ai nostri studenti. Mi stai dicendo basta, hai finito così, le conclusioni ci sono. Quindi io dico solo fine vita, le cure palliative simultanee aiutano a vivere meglio e più a lungo, la popolazione ha in genere un grande bisogno di assistenza, non solo i pazienti oncologici ma anche i caregiver come dicevamo prima, la situazione della Regione Veneto è sì privilegiata ma vi sono sicuramente ampi spazi di miglioramento, la formazione deve essere capillare e trasversale partendo appunto dall'università. Grazie mille. Grazie professor Salvia, grazie professoressa Zagonel. Sfido chiunque a dire che stiamo parlando di cose astratte. Ecco, avete dato uno spaccato che è come un pugno sullo stomaco che fa capire quanto c'è bisogno di questa cura per tutti. Chiudiamo questo giro, poi nel frattempo poi abbiamo una parentesi brevissima
giuridica. È arrivato nel frattempo il professor Bianchi da Firenze. I treni italiani a volte hanno i loro inghippi, ma lo salutiamo. Andiamo sempre via molto spediti, perché sento qui il fiato sul collo a mia volta di altri. Il dottor Deitos ha diretto delle ULSS del Veneto e oggi segue la pastorale sanitaria della diocesi di Vittorio Veneto, e approfitto per salutare anche i rappresentanti della Fondazione Lanza e della Fondazione Toniolo, rispettivamente, diciamo che sono realtà molto importanti nel campo sociale e bioetico sia della diocesi di Padova che della diocesi di Verona. Dottor Deitos si gira da solo la clessidra, metà clessidra, anche perché per l'altra metà abbiamo la domanda giuridica, poi abbiamo la velocissima seconda parte e finiamo. Grazie di essere con noi. Grazie a voi dell'invito, un caro saluto a tutti, grazie all'avvocato dell'invito che mi ha fatto per essere presente oggi. Dove andiamo oggi in questo momento? Cerchiamo di fare un breve viaggio dentro le radici culturali del prendersi cura. No, qual è il paesaggio? Immaginiamo di fare un volo d'uccello come un po' nelle antiche stampe della Laguna Veneta e della città di Venezia, osservando dall'alto, no? In realtà sono temi che avrebbero bisogno di essere poi approfonditi e scavati, ma noi siamo qui proprio con questi limiti oggettivi che cerchiamo di rispettare. L'esistenza umana è dentro il segno della fragilità, è diciamo radicata dentro di noi il tema della vulnerabilità e della fragilità, e la malattia in particolare ha una serie di fragilità che io vi elenco soltanto in maniera così molto rapida e che mettono in ancora più evidenza quella che è proprio la dimensione radicalmente vulnerabile dell'essere umano, che è alla radice del mondo della cura. Il quadro epidemiologico, ne hanno parlato i miei colleghi precedentemente, oggi è particolarmente complesso perché è fatto soprattutto dalle malattie cosiddette non trasmissibili, cioè le malattie croniche, no? Che costituiscono l'80% delle patologie del nostro mondo e anche che assorbono la gran maggioranza delle risorse economiche in questo senso. Quindi sono veramente l'evidenza etica su cui dobbiamo ragionare in termini di presa in carico e di cura. Ora vorrei sottolineare il fatto che nel mondo della bioetica europea, io nasco in questo tipo di contesto, soprattutto l'area mediterranea, il principio guida, il principio cardine di quello che sono i valori da costruire dentro il tema della cura è il principio di vulnerabilità. Non è tanto il principio di autonomia, che è molto stressato invece nel Nord America, Tom Buchan, il mio amico Tom Buchan, per quello che ha fondato questo tipo di logica dell'autonomia, ma la cultura europea, ripeto, le radici greco-latine, più che sul tema dell'autonomia dell'individuo, stressano il tema della fragilità dell'individuo, della condizione di vulnerabilità che caratterizza l'essere malati. E il tema della vulnerabilità è un tema esplorato a 360 gradi da numerosi filosofi, cito Levinas per dire questo grande filosofo, no? Che ha in qualche modo ribaltato la logica dell'essere della cultura del Novecento, no? Costruendo quello che è la filosofia dell'altro, non tanto chi sono io, ma chi è l'altro accanto a me. Così come pensiamo a Paul Ricoeur, dove stressa questa idea di un'esistenza umana che è una sintesi anche fragile, no? Tra il corpo, il suo limite e il desiderio infinito invece che sta dentro di noi, dentro la nostra anima. Ma ancora pensiamo ad Habermas, no? Che ha costruito una visione della vita dove giustizia e bontà devono accompagnare il senso del vivere quotidiano. E ancora la filosofia del diritto con Hart, no? Dove ci chiede di cominciare a pensare le nostre leggi sulla base della fragilità dell'individuo, no? Un apparato legislativo che tenga in conto quello che è la realtà dei più fragili, dei più vulnerabili, dei più deboli dentro la società. Ma soprattutto vorrei citarvi Martin Heidegger, no? Grandissimo filosofo, noto filosofo, che ha una frase nel suo libro Essere e tempo che è straordinaria. Dice: l'uomo non è uno che ha cura, ma è cura. L'essenza più autentica delle relazioni umane riside nell'aver cura degli altri e nell'attenzione amorevole da parte degli altri. Cura. Questa parola è latina, no? La cura noi la deriviamo dal latino, dove è sinonimo di preoccupazione, di interesse, di passione per l'altro. Le cure dell'anima, no? Dicevano
diceva il poeta Ovidio, no? Ecco, da dove prende il nostro Martin Heidegger questa intuizione del prendersi cura? Lo prende, anche qua torniamo a scandagliare quella che è la nostra tradizione culturale, da un antico mito, il mito di cura, che ve lo leggo brevemente perché dà il senso del percorso antropologico che dobbiamo fare come medici in questo tipo di contesto. Sentirete in queste parole l'eco di altre dimensioni culturali, soprattutto per esempio dell'esperienza biblica che qui non viene citata, ma dice: un tempo la dea Cura stava passeggiando lungo il fiume. Dovendolo attraversare, la sua attenzione fu catturata dallo strato di fango argilloso su cui appoggiava il piede. Attratta da quella ricca e morbida terra, Cura ne raccolse un po' e con il dolce tocco delle sue mani cominciò a modellarla fino a realizzare una sagoma dalle fattezze di un uomo. Caso volle che passasse di lì Giove, il signore degli dei, il quale apprezzò molto quella figura creata dalle mani della dea. Cura gli chiese di infondergli lo spirito vitale, vedete, ritorniamo alla tradizione anche qua giudaica, in modo da animarla, donandole appunto la vita. Giove accettò e tramite il suo soffio rese viva la figura. Entusiasta Cura gli chiese il permesso di dare a quella creatura il proprio nome per intestarsi i meriti di quel capolavoro. Giove in questo caso glielo negò. Il nome semmai doveva essere il suo, perché era suo il merito di averle donato la vita. Scoppiò una lite tra i due e, come se non bastasse, sopraggiunse la dea Terra, la quale rivendicava niente meno che su di sé il diritto di nominarla. La materia con cui quella creatura era stata plasmata proveniva dalla Terra. Non c'era dubbio che per dare il nome spettasse a lei. Né Cura, né Giove, né Terra erano intenzionati a cedere, e fu così che fu convocato il dio Saturno, noto per essere saggio, perché potesse dirimere la questione. Il dio ci pensò e infine decretò: l'anima di quell'essere, una volta morto, sarebbe tornata a Giove, poiché era stato lui a insufflargli lo spirito vitale. Il corpo sarebbe invece andato alla terra, perché da lei proveniva la materia di cui era composto. E a Cura, vi chiederete, a lei sarebbe toccato di occuparsi della creatura mentre era viva. Era lei che l'aveva plasmata, quindi era lei che avrebbe dovuto accudirla costantemente. E il nome di quella creatura, disse Saturno, sarebbe stato uomo, perché era stata creata dall'humus, da quel miscuglio di fanghiglie e sostanze che la dea aveva raccolto nel fiume. Cura si occupò dell'uomo tutta la vita, giorno e notte, conoscendo la sua fragilità e i suoi pericoli del mondo. In lei c'erano sentimenti di apprensione e di gioia insieme, e non passava un solo istante che questa dea, buona e gentile, mancasse di dedicarsi a lui con tutto l'amore di cui era capace. Questa è la radice del nostro essere curanti, da lì viene la nostra dimensione. La cura, vedete, è questa in qualche modo sintesi, no, di arte medica, di tecnè, no, di prassi, di conoscenza teorica, che noi nel vissuto quotidiano però viviamo accanto al tema della phronesis, grande valore che viene da Aristotele e che ci aiuta a far prendere le decisioni giuste al momento giusto nel rapporto con i nostri malati, con i nostri pazienti. Da qui l'etica del prendersi cura, che è fatta di una serie di valori che io in qualche modo vi cito soltanto, di cui non posso entrare nel merito per motivi di tempo. Ecco. Però io vorrei dirvi una cosa. Di chi dobbiamo prenderci cura? L'ultimo messaggio che vorrei lasciarvi da bioeticista. E vorrei usare la metafora della genitorialità. Chi più che un genitore non sa amare chi gli sta accanto? Ma attenzione, io quando dicevo, io e mio fratello siamo cresciuti insieme, no? E quando si è bambini poi si dice ai genitori: ma papà, mamma, a chi è che volete più bene, no? Ingenuamente. E la mamma si dice: ah, tutti e due uguali. E io oggi ho scoperto che quella risposta era in parte giusta e in parte sbagliata. Perché? Perché in realtà un giorno fu chiesto a un uomo sapiente: hai molti figli, qual è il tuo preferito? Rispose: il figlio che preferisco è il più piccolo, finché non è cresciuto, è quello che è assente finché non ritorna, è quello malato finché non guarisce, è quello che è in prigione finché non è liberato, è quello afflitto e infelice finché non è consolato. L'amore è importante, ma dobbiamo imparare ad amare di più chi è più debole e chi è più fragile. Grazie per la vostra attenzione. Grazie professore, mi ha commosso e credo che non ci fossero pennellate più migliori per
capire anche quello che abbiamo ascoltato da Maria Pia Garavaglia e dalla professoressa Zagonella e dal professor Salvia, che queste sue appunto, questo suo ributtarci a che cosa? Al fatto che questa posizione umana la riconosciamo subito come più ragionevole di quella che invece vuole scartare quando siamo meno performanti, abbiamo meno successo. Bene amici, abbiamo avuto credo degli spunti di riflessioni eccezionali, credo che i consiglieri regionali, gli assessori in sala ne trarranno anche molti spunti per il loro lavoro, perché abbiamo dei numeri in Veneto impietosi, che qualcuno se ne vanti, impietosi sotto il profilo delle cure palliative. Credo che la priorità non fosse davvero quella che è andata in scena 2 giorni fa. È arrivato il professor Bianchi, che inviterei brevemente a venire qui, a cui, cambiando velocissimamente pagina, gli volgiamo solo una parola, ma qui, professor Bianchi, il Consiglio regionale del Veneto voleva fare una legge di questo tipo, ma poteva farlo? Ci risponda per flash. Il professor Bianchi insegna diritto costituzionale all'Università di Firenze, abbiamo molti costituzionalisti anche in Veneto, ma questa volta vogliamo, siccome appunto siamo in una stessa nazione, il professor Bianchi studia queste questioni da molto tempo e fra i più autorevoli sul punto. Lei non ha sentito tutto il mio piano iniziale, dobbiamo andare per cenni, quindi praticamente lei, professore, può arrivare alla fine di questa clessidra qua. Ecco, sì. Andiamo per cenni e dopo cominciamo questa... No, non si può girare. No, grazie. Allora innanzitutto dell'invito a questo importante momento di riflessione. A me toccherebbe in qualche maniera di mettere il dito nella piaga, data la situazione che si è determinata. Appunto, con il rinvio in commissione della proposta di legge deliberato dal Consiglio regionale 2 giorni fa, e quindi per una riflessione che non abbia più i tempi contingentati della proposta di legge di iniziativa popolare. Ora, va detto anche che questa proposta di legge è stata, ha visto la raccolta di 9.000 firme anche sulla base di una premessa, cioè quella della conformità alla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale. Ecco, una premessa, diciamo, che lascia estremamente perplessi, perché questa sentenza, da parte di chi diciamo, sostiene questa tesi, è stata fatta letteralmente a brandelli sulla base di precomprensioni che volevano arrivare altrove. Allora io diciamo, farò appunto, come diceva adesso l'avvocato Menorello, qualche flash e basta, però intanto appunto diciamo che questa sentenza è una sentenza, non è una fonte del diritto, non è una legge, tantomeno è una legge costituzionale. È stato detto anche da alcuni autorevoli colleghi, da Ruggeri, da Morrone, che è una sentenza legge, ma per stigmatizzare il carattere politico della decisione, che esorbita dalle competenze della Corte Costituzionale e ha dato anche tutta una serie di problemi da questo punto di vista. Non entro nel merito della sentenza della Corte, che argomenta in maniera estremamente sommaria, a mio avviso, per esempio sulla questione della distinzione tra eutanasia passiva e eutanasia attiva, facendone soltanto una questione di progressione di quantità invece che di qualità. Il punto è che questa sentenza ha un'area, un perimetro estremamente limitato di intervento. Soltanto con riferimento alla depenalizzazione, se ricorrono 4 condizioni del delitto di aiuto al suicidio, può essere intesa come direttamente autoapplicativa. Le 4 condizioni sono che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, abbia una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che la reputa intollerabile e sia pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Ecco, la sentenza si limita a come dire, trovare un esimente, una scriminante, come si dice in diritto penale, a depenalizzare il reato di aiuto al suicidio quando ricorrano queste situazioni. E per il resto, diciamo,
opera quindi essenzialmente sul piano del diritto penale. Sottolineo questo e farò una precisazione anche con riferimento all'ordinamento civile, non solo penale, che riguarda tutto il tema dei diritti indisponibili, perché l'ordinamento civile e l'ordinamento penale sono materie che la Costituzione, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera L, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e che quindi non rientrano nella competenza legislativa della regione, di qualsiasi regione. Anche ci sono casi un po' diversi, ma insomma i problemi si sono presentati anche in Friuli Venezia Giulia, che pure è una regione ad autonomia speciale. Ora, questo aspetto quindi rientra soltanto nella disciplina della competenza esclusiva del legislatore statale, come le scelte in tema di creazione o estensione della responsabilità penale. La Corte Costituzionale in realtà non è che si è espressa soltanto su questa sentenza, questo pure va detto, non è una sentenza che, come dire, è isolata, ma che fa una ricognizione di tutti quelli che sono principi della giurisprudenza costituzionale consolidata in questa materia. E per esempio, con riferimento a un tema diverso ma collegato alla fine della vita, cioè quello delle disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale di vita, ha ribadito fin dal 2016 questo, che necessita di un'uniformità di trattamento sul territorio nazionale per ragioni imperative di eguaglianza. Ora, è chiaro che se questa materia potesse essere rimessa alle regioni, alcuni concetti, per esempio come quelli di trattamento di sostegno vitale, potrebbero essere declinati in maniera diversa da regione a regione e questo porterebbe a un'ingiustificabile disparità di trattamento sul territorio nazionale tra le diverse regioni, che non violerebbe soltanto quella disposizione che ho detto prima, ma anche la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che spetta esclusivamente alla legislazione dello Stato. E questo è un altro... E quindi l'articolo 3 che è stato citato. E quindi naturalmente io ho fatto riferimento agli aspetti, come dire, puntuali. C'è il problema più generale del rispetto del principio di eguaglianza, ma insieme al principio di eguaglianza, che è un principio, non è solamente una disposizione costituzionale, è un principio supremo della Costituzione, fa parte di quei principi che non possono essere toccati nemmeno in sede di revisione costituzionale, visto che stiamo parlando su altri fronti di questi temi, e anche dello stesso principio democratico alla fine, perché l'esercizio della sovranità popolare deve essere esercitato nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questo è un punto fondamentale. Allora, quello che è fonte di ambiguità, casomai, in questa giro la clessidra o... No, non puoi girare la clessidra. Allora, sei in extra time. Sì, d'accordo, ma certo. Vabbè. Allora, vado abbastanza veloce su questo aspetto. La fonte di ambiguità è casomai data appunto dalla procedimentalizzazione medicalizzata dei contenuti nella sentenza, ma questa procedimentalizzazione è delineata soltanto per accertare il perimetro in cui il reato di aiuto al suicidio non venga riconosciuto come punibile, evitando un'attività completamente liberalizzata. Ecco, questo è un problema che rispetto a quello che abbiamo sentito prima è completamente diverso. E c'è un problema di nuovo di inquadramento costituzionale, cioè una procedura, sia pur medicalizzata, che conduce alla morte, è classificabile come tutela della salute, che è materia di legislazione concorrente. Giusto. Qui emerge totalmente la differenza con l'area delle cure palliative, perché queste sicuramente, le cure palliative, compresa la sedazione profonda continua, fanno parte sicuramente della tutela della salute. Quindi i principi fondamentali della materia non possono
tagliare fuori il Parlamento nazionale, la Corte l'ha detto esplicitamente, ma l'aveva detto anche l'anno prima, non soltanto con la sentenza 242 del 2019, scusate se insisto su questa cosa, ma voglio dire, non è che è una sentenza che sta appesa lì, è ricognitiva di una linea giurisprudenziale consolidata. E qui, e lo dico, chiudo su questo discorso delle competenze, però mi interessa questo tema anche in vista degli esiti successivi, è stato utilizzato la logica, lo schema della cosiddetta cedevolezza invertita. Cos'è la cedevolezza invertita? Vuol dire che siccome il legislatore nazionale non si muove, intanto ci si muove a livello regionale, si fanno le leggi regionali in questa materia. Ecco, questa logica della cedevolezza invertita, in cui è stata presentata la proposta di legge, che poi non è diciamo, come dire, una sorta di format presentato in diverse regioni, e qui ci sarebbe da riflettere anche sulla valorizzazione con questi metodi delle autonomie regionali, cioè può essere, non può essere diciamo, approvata una legge di questo tipo in attesa dell'entrata in vigore della disciplina statale per disciplinare le procedure e i tempi di applicazione di diritti che sono già individuati. Questo è un tema che riguarda e sta anche qui. La Corte Costituzionale l'aveva già detto sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, non è che prima del 19, l'ha ridetto nel 19 con riferimento al tema della fine della vita, ma di nuovo siamo in una presenza diciamo più ampia. Un flash sul fatto che vi sia un dovere o meno, perché qualcuno l'ha anche sostenuto, di assicurare una prestazione di aiuto al suicidio, una prestazione di morte da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Scusate, ma qui siamo nella terra di origine di chi il Servizio Sanitario Nazionale l'ha costruito, scusate, ci tengo perché ci sono problemi più ampi, eccetera, ma insomma questa è la terra originaria di Tina Anselmi, tanto per capirci, e quindi credo che sia particolarmente importante per toccare anche questo punto. Ecco, su questo la Corte, di nuovo, con una serie di sentenze che trovano il loro punto di approfondimento più compiuto nella sentenza 242, ma che trova, ripeto, conferma in sentenze precedenti ma anche successive, di quasi 2 anni fa, è la sentenza numero 50 del 2022, con cui fu dichiarata l'inammissibilità del referendum abrogativo della legge sull'omicidio del consenziente, cioè della norma dell'articolo 579 del Codice Penale. Ecco, la Corte ha ribadito sempre in quella sentenza quello che aveva già detto nel 19. Nel 19 aveva detto che quello che deve essere garantito come diritto fondamentale, presupposto della titolarità e dell'esercizio di tutti gli altri diritti, non è il diritto alla morte, ma è il diritto alla vita, in assenza del quale non si può predicare nessun altro diritto. E questo lo dice non soltanto il livello costituzionale, ma anche il livello della tutela internazionale dei diritti dell'uomo. Stiamo bene attenti che talvolta la questione non viene affrontata con la precisione che merita. Quindi anche nel 2022 ha ribadito che il diritto alla vita, la Corte Costituzionale, è da iscriversi tra i diritti inviolabili che occupano nell'ordinamento una posizione per così dire privilegiata, in quanto appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana. Non vado molto oltre su questo, perché mi pare che in qualche maniera i presupposti che sono stati assunti con riferimento alla giurisprudenza costituzionale di questa proposta di legge sono quelli di una sentenza fatta a brandelli, ripeto, sulla base di alcune precomprensioni alle quali si vuole arrivare. Allora, una legge,
una stessa legge nazionale in materia di vita non può essere ritenuta costituzionalmente obbligatoria. Facciamo attenzione su questo. Nel caso di una legge regionale ci sono tutti gli aspetti che abbiamo detto prima. Non ho il tempo per sviluppare altri aspetti, però voglio mettere in evidenza la questione dell'obiezione di coscienza che non è affrontata in questa proposta di legge, ed è un aspetto fondamentale che è stato messo a tema dalla Corte Costituzionale, la quale ha ribadito nella sentenza 242 che sarebbe un paradosso non punire l'aiuto al suicidio senza garantire le cure palliative, perché questo è il punto fondamentale e su questo invece c'è lo spazio per l'intervento di valorizzazione a partire dai livelli essenziali delle prestazioni della competenza legislativa regionale. Senza sottrarre, perché c'è anche un altro aspetto, perché tutte le prestazioni che dovrebbe fornire il Servizio Sanitario Nazionale sul fine vita hanno dei costi. Questi costi vengono sottratti a altri tipi di attività. Ecco, facciamo attenzione, perché siamo proprio sicuri che il finanziamento di tutta la parte delle cure palliative nel Servizio Sanitario Nazionale sia sufficientemente garantita. Ecco, io vi lascio davvero con questi aspetti, con queste riflessioni, di cui chiedo scusa se sono così un po' sparse, ma ritengo infine che vada sollecitata una riflessione su un altro aspetto su cui... Finito. Non faccio la riflessione, però mi limito soltanto... Noi parliamo sempre di diritti, garanzia dei diritti. Dobbiamo ricordare anche che la Repubblica, dall'articolo 2 della Costituzione, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, e tra questi doveri inderogabili ci sono anche quelli alle cure palliative e ad evitare la sofferenza delle persone, senza rinnegare il fondamentale diritto alla vita. Grazie. Grazie professor Bianchi, è stato chiarissimo. Noi raccoglieremo tutti gli interventi, vero? Perché tutti gli interventi verranno messi in linea. Credo sia stato chiarissimo. Adesso io giro la clessidra, abbiamo un ultimo giro di clessidra dove facciamo una battuta, una parola per gli amici che sono qui per le associazioni, e poi altrettanto una battuta per, se vogliono, i consiglieri presenti e l'onorevole Morgante darci, come dire, anche un appuntamento, perché qui siamo per chiedervi un lavoro, non uno spot. Quindi chiederei intanto al notaio Vianello del Centro Studi Livatino, il professor Bianchi ha detto moltissimo, sempre in punto di diritto. Ora ci dica una cosa, cioè, ma qua ci hanno detto questa mattina, Cappato ha scritto sul giornale che c'è già una legge sul fine vita, ma è la stessa cosa quello che ha appena spiegato il professore? È una legge che stabilisce un obbligo, cioè è la stessa? Qua stiamo un po' facendo un po' di confusione, mi pare. Buongiorno a tutti, io credo che effettivamente questo sia anche l'occasione giusta per smascherare a tutti gli effetti quella che è una bugia di fondo, perché la stessa proposta di legge di cui si è discusso l'altro giorno, che è stata presentata nei vari consigli regionali, si basa su un assunto che è una bugia. Cioè, l'abbiamo sentito dire, lo sentiamo dire anche tutti i giorni dai mass media, l'abbiamo sentito dire in tutti gli ambiti, in tutti i settori, che la Corte Costituzionale avrebbe già tracciato il percorso, che le leggi regionali dovrebbero solo attuare dando tempi, termini. In realtà non è così. Come benissimo ha spiegato il professor Bianchi, la Corte Costituzionale non ha previsto nessun diritto, nessun obbligo, e quindi corrispondentemente nessun obbligo. Ha solo previsto determinati casi in cui è prevista la non punibilità del medico in presenza di quelle determinate circostanze che conosciamo ormai tutti e che il professore bene ha spiegato. Il medico va su base volontaria, però. Ok, quindi qui c'è un salto logico, che potremmo anche chiamare bugia, ma insomma chiamiamolo salto logico, tra un provvedimento della Corte Costituzionale che ha affermato specifici casi di non punibilità, che è stato fatto diventare automaticamente un diritto, che in realtà non esiste. Infatti la proposta di legge prevedeva il diritto del paziente e corrispondentemente l'obbligo del servizio sanitario. Ecco, questo salto logico è fondamentale. Certo. Allora, siccome tutte le discussioni dovrebbero basarsi sull'onestà intellettuale o comunque almeno sulla conoscenza delle cose,
Qui dobbiamo stare attenti, si è parlato prima giustamente di formazione e informazione. L'informazione è fondamentale, perché se no rischiamo di cadere in una discussione in cui è viziato il presupposto logico di partenza. Quindi quando ci sentiamo dire la Corte Costituzionale ha già previsto il diritto, no, la discussione è già finita lì, perché la Corte Costituzionale non ha previsto questo. Sei tu che subdolamente, diciamo, o per i tuoi interessi fai il salto logico facendo dire alla Corte Costituzionale quello che non ha detto. E questo salto logico, questa proposta di legge, oltre a tutto il resto che ha detto il professore, che è fondamentale, è decisivo. Non esiste un diritto, anzi la legge avrebbe potuto prevederlo con tutte le conseguenze di incostituzionalità che già conosciamo e di cui si è già parlato, ma avrebbe previsto una cosa a cui corrispondentemente sarebbe solto l'obbligo. Quindi stiamo attenti, perché abbiamo già imparato da tanto tempo, una bugia ripetuta 1000 volte diventa una verità. Grazie. Grazie notaio, grazie. Leopoldo Sandonà della Fondazione Lanza, un cenno, una persona con grande esperienza anche nei comitati etici anche della nostra regione, che è un bioeticista che da molto tempo si occupa di questi temi. Ti ringraziamo molto per la tua presenza. Grazie Domenico, cercherò di essere brevissimo. Torno un po' alle origini dei discorsi che ho sentito all'inizio con cari amici qui con cui abbiamo partecipato a molti comitati etici. Da un lato un aspetto antropologico. Oggi siamo, dice il filosofo Charles Taylor, canadese, nell'epoca dei cercatori di senso. Non siamo più in un'epoca ideologica. Quella è finita il 9 novembre dell'89 a Berlino e siamo in un'età secolare, in un'età in cui abbiamo tutti diverse posizioni. Giustamente diceva prima anche il professore, siamo degli homo viator, ognuno di noi, siamo sulla strada, siamo cercatori di senso. Ecco, mi sembra che quello che è accaduto anche qui in Consiglio regionale sia segno di questo. Io l'ho respirato nelle audizioni, questo discrimine, questo dubbio che è entrato nelle coscienze, questa riflessione delle diverse coscienze che probabilmente ha fatto generare anche qualcosa di molto interessante. Quindi rispetto ad una prospettiva ideologica, che è quella che forse ha condotto queste riflessioni bioetiche negli ultimi 30-40 anni, oggi siamo in un'altra epoca e dobbiamo prenderne atto. Dal punto di vista empirico, lo diceva l'avvocato Menorello, abbiamo degli strumenti. La Regione Veneto è stata una delle prime in Italia, qui abbiamo il dottor De Itos che è stato uno dei battistrada in questa strada, ma anche la professoressa Zagonel, ci siamo ritrovati in alcuni comitati etici, in cui non c'è solo i comitati per la sperimentazione clinica, quelli che a livello nazionale sono stati da poco rivisti, ma abbiamo anche i comitati etici per la pratica clinica, uno per ogni azienda sanitaria, che si occupano, come dice la DGR del 2014, di analisi dei casi, formazione e informazione, direttive, linee di indirizzo e anche consulenza sul tema dell'allocazione delle risorse. Ecco, questo è un luogo che abbiamo un po' indebolito in questi anni. Abbiamo un comitato regionale di cui sono stato segretario scientifico che è scaduto da più di 1 anno e mezzo, quindi diciamo anche qui c'è da fare, però credo che possano essere dei luoghi empirici, degli spazi etici dove ragionare, dove discutere, ma anche dove fare formazione e informazione. Lunedì ero in un liceo di Conegliano con i ragazzi di 4ª e 5ª superiore e sono assolutamente post ideologici, forse un po' meno i loro docenti che pongono certe questioni, ma loro sono assolutamente post ideologici. Quindi sicuramente abbiamo molto da fare. Paul Ricoeur, che prima veniva citato, descriveva questi comitati etici come le cellule del buon consiglio, cioè dei luoghi dove queste questioni possono arrivare, non mediatizzate, con la privacy. A me è stato insegnato in bioetica che non si mettono il nome e il cognome dei pazienti implicati, invece adesso abbiamo tutto alla luce del sole, ormai la mediatizzazione ha veramente distrutto tutto. E concludo con una citazione che il Comitato Nazionale, mi spiace che non ci sia l'onorevole Garavaglia, già nel 2017 diceva questo, invitando il legislatore nazionale a fare di questi comitati dell'etica clinica fare qualcosa di nazionale, non solo di regionale. Attualmente questi comitati per la pratica clinica sono nel Triveneto, in Toscana e in poche altre regioni. Diceva: ruolo marginale, tendenzialmente residuale, che l'attuale assetto normativo attribuisce all'etica clinica non sembra più rispondere all'evoluzione di una bioetica che si trova ad affrontare problemi sempre più complessi, in cui emergono profili che si distaccano dalla logica e dalle esigenze dei protocolli sperimentali clinici. Se questi ultimi, per rispondere a una domanda globale, divengono sempre più centralizzati e standardizzati, l'etica clinica abbraccia tutti quegli aspetti dell'organizzazione sanitaria
che pongono un'esigenza flessibile e personale, di prossimità tra medico e paziente, di un rapporto tra cittadino e le istituzioni e tra queste e la società. Grazie. Grazie a te Leopoldo per gli spunti. Tema comitati etici, dobbiamo metterlo lì, è uno fondamentale e andrà ripreso. Chiederei al Movimento per la Vita, con l'Avvocato Vinci, Movimento per la Vita, Centri di Aiuto alla Vita, 30 secondi di saluto e poi chiederei si prepara la dottoressa Guglielmi dei medici, dell'Associazione Medici Cattolici. Togliti la mascherina. Grazie per l'invito, starò in 3 minuti di numero. Ecco, bravissimo. Sono venuto a leggervi una breve poesia, ma molto breve. Si intitola, è di Sebastiano Selgado, Mio fratello. Lungo un sentiero ripido e pietroso incontrai un giorno una bambina che recava sulla schiena il suo fratellino. Cara bambina, le dissi, come fai a portare un carico così pesante? Ella mi guardò e disse, non è un carico, signore, è mio fratello. Restai interdetto, la parola di questa bambina si è impressa nel mio cuore e quando il dolore degli uomini mi opprime, quando ogni coraggio mi abbandona, la parola della bambina me lo ricorda. Non è un carico quanto stai portando, è tuo fratello. Ho condensato in 2 facciate, ma che diventano una. Perché ce le lasci il senso. Diventano una perché alcuni argomenti dal professore, lo ringrazio per l'assoluta chiarezza, il notaio Vianello hanno già trattato. In estrema sintesi è una sola facciata. Le vicende di coloro che hanno, le 3 persone che finora hanno posto fine alla loro vita con l'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale, con una sorta di tutto compreso medico e veleno, contiene un dolore che ancora non riusciamo a lenire. Sul piano soggettivo di una resa, di una speranza spenta, consegnata alle ultime parole desolate di una persona morta, non ci sentiamo di giudicare. Però è altrettanto vero che questi fatti ci rivolgono contro nell'interpello sulla nostra capacità di aiuto e di consolazione per chi si dispera. Ogni morte è un lutto, un pianto. Ma dobbiamo aggiungere, se fra i commenti ci sono voci di esultanza, come per un traguardo raggiunto, una vittoria, un diritto conquistato. In questo c'è un abbaglio. Della sentenza 242 del 2019 è stato detto, è operato soltanto sul piano dell'articolo 580 del codice penale e ha semplicemente detto che nelle famose 4 condizioni vi è la scriminante e vi è la non punibilità di chi aiuta, medico in primis. Però la sentenza dice che è criminale e resta criminale un'attività del genere. Vado oltre. Serve, l'unica cosa di cui parla la sentenza è semplicemente la verifica di quelle condizioni in presenza delle quali opera la scriminante. Non dice che il suicidio diventa una prestazione del Servizio Sanitario Nazionale, né che esso debba fornire il farmaco letale, la macchina di somministrazione e il medico tanatologo. La fuga in avanti che si è cercato di fare anche qui, bravo notaio, mistificando una situazione, perché non si può dire è solo un qualcosa di attuativo, diamo solo una tempistica, non si può, è un falso storico e ideologico. E allora vado a concludere con un'ultima valutazione che è più etica e metodologica. Queste persone che hanno posto fine alla loro vita ci pongono un quesito che è più pungente del cordoglio, perché ci interroga sui profili di cura, palliative, hospice. Sappiamo, ne abbiamo parlato stamattina, mi piace ricordare, lo dico all'amico e collega carissimo Domenico Menorello che a Padova è stata chiusa per carenza di fondi Casa Santa Chiara, che era un fiore all'occhiello delle cure palliative e dei malati terminali. La capacità di cura, la prossimità del prendersi cura, l'accompagnamento del malato anche terminale alla sofferenza.
Non è solo più una questione quindi di norme, è un gioco di è in gioco un pensiero che si va corrompendo sulla funzionalità stessa dello Stato. Se è vero, come rammenta il bravo professore, non aveva bisogno del mio bravo, la sentenza 50 del 22, che il dovere dello Stato è di tutelare la vita in ogni individuo, non quello diametralmente opposto di riconoscere all'individuo la possibilità di ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Grazie Marcello, anche per il lavoro del Movimento per la Vita. La dottoressa Guglielmi ci lascia lo scritto per l'Associazione Medici Cattolici, un flash proprio di un saluto. Poi chiederei agli altri amici di mettersi d'accordo facciamo un 2 per 1, ecco, per esempio fra Mattia Fusina e Stefano Sasso facciamo uno, gentilmente, poi c'è Carlo Bonucci che adesso posso rappresentare anche Non si tocca la famiglia, Roberto Bettuolo e poi mi fermerei qui. Poi, prego. Allora, quello che vi lascio sono 2 riflessioni che sono tratte dal manifesto che l'Associazione Medici Cattolici Italiani ha redatto nella figura del professor Boscia, proprio in occasione della presentazione del progetto di legge di cui stiamo parlando oggi. Sintetizzo perché il tempo è molto limitato. Comunque la cosa fondamentale da ricordare è che è giusto riconoscere libertà e autodeterminazione a tutte le persone, ma questo riconoscimento non dovrà e non potrà confliggere con la libertà, la deontologia e soprattutto con la coscienza del medico. Crediamo fermamente che non si possa far rientrare fra i doveri professionali e deontologici del medico il suicidio assistito e l'eutanasia. Direi che le cose da comunque perseguire e continuare a sottolineare l'importanza è proprio lo sviluppo delle cure palliative, l'applicazione della legge che risale al 2010 e che purtroppo in 13 anni non ha avuto ancora piena applicazione. L'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore deve essere capillare e messa a disposizione di tutti, universale. E una cosa importante da ricordare è anche la formazione del personale che si dedicherà a questo settore della terapia, che è una terapia vera e propria, non è un abbandono, ma è un sostegno costante, continuo, puntuale e completo del paziente fino alla sua fine naturale di vita. E quindi quello che noi vogliamo sottolineare è perfezionare appunto questa attenzione verso la buona vita e non verso la buona morte, che questa è una vera sfida per un rinnovato umanesimo della cura. Scusate. Grazie, lo so, stiamo facendo sacrifici allora, Carlo Bonuzzi per anche il Family Day, l'associazione Non si tocca la famiglia Provita, un saluto, poi Stefano o Mattia o Stefano e Roberto Bettuolo, poi noi abbiamo chiuso. C'è un saluto che vuole fare, che poi ci collegheremo con il consigliere Bozza, vedo anche il consigliere Bet in sala, e quindi poi mi saluti di Maddalena Morgante e di Enoch, che così chiudiamo. Perché è stato ordini sopravvenuti, ministro. Carlo, vai allora per tutto. Allora, buongiorno a tutti. Rappresento anche Non si tocca la famiglia, visto diciamo, la richiesta di Menorello. Come Non si tocca la famiglia, diciamo che siamo convinti che proposte legislative eventuali a carattere eutanasico veicolerebbero un messaggio fortemente diseducativo per le nuove generazioni, con effetti devastanti, e verrebbe così incentivata la cura dello scarto. I nostri giovani, infatti, sono già immersi in un clima di individualismo disarmante che può portarli a ritenere che alcune vite siano degne di essere vissute e altre meno. Nella nostra società potrebbe diffondersi questo pernicioso convincimento discriminante verso coloro che sono malati e inguaribili, di essere considerati cioè solo un costo e un peso. Ogni persona umana invece deve essere accolta come unica e preziosa e accompagnata verso la morte senza freddi calcoli economici. Riteniamo inoltre che la legalizzazione degli atti eutanasici per rimuovere la sofferenza porti ad un altro grave errore educativo. Infatti tali eventuali
possibili atti saranno in breve considerati atti di pietà e indirizzeranno i nostri giovani a pensare che sia giusto rifiutare la vita a causa dei propri limiti o quando essa giungerà ad essere non più autonoma, produttiva, performante, o sarà ridotta a dipendere da tutto e da tutti. Tutto ciò produrrà una società di persone deboli, incapaci di affrontare e sopportare le molte avversità e sconfitte e i molti limiti che l'esistenza propone da sempre a tutte le persone. Grazie Carlo anche per aver messo l'accento sull'educazione dei giovani. Qui abbiamo alcune associazioni giovanili che si occupano di formazione di giovani. Due battute velocissimamente, proprio veloci. Per quanto riguarda la nostra soddisfazione come Family Day di essere qui oggi, a 2 giorni dallo stop di questa proposta tesa a legalizzare il suicidio assistito. Non voglio adesso sottolineare tutte le cose che sono già state dette da non puoi persone farlo. molto più, Appunto, non puoi farlo perché ci sfrattano. Esatto. Però una battuta. Non lasciamoci addolcire dal significato che si dà oggi a eutanasia alla lettera buona morte. Questo termine è stato coniato in epoca moderna dal filosofo inglese Bacon con il significato di assistere chi sta morendo in modo che soffrisse il meno possibile. Concetto essenziale nella civiltà occidentale e cristiana, dove era naturale non abbandonare mai i malati, nemmeno quelli inguaribili, accompagnandoli e prendendosi comunque cura di loro. Dal significato originario di eutanasia è quindi totalmente assente l'idea contemporanea di procurare la morte di una persona. A nome dell'Associazione Family Day ringrazio tutte le persone che in vari ambiti si sono adoperate per fermare questa barbarie. In primis i consiglieri regionali che si sono riconosciuti nella tradizione e nella cultura del popolo italiano. Grazie. Grazie a te. Ovviamente prego gli amici di comprendere che l'organizzazione ci chiede, per ragioni che non dipendono da nessuno e che non sapevamo, di chiudere, per cui limitiamoci a dare proprio un flash. Mattia Fusina per l'associazione Vivere Salendo, l'associazione Elabora. Sono ragazzi giovani, quindi c'era in scaletta Roberto Bettuolo, vogliamo già avvicinarci. Roberto, prego Mattia, che poi chiudiamo. Grazie per questo seminario molto interessante. Oggi dobbiamo decidere che indirizzo dare al nostro sistema sanitario, regionale e nazionale. E dobbiamo decidere se avere tempi certi per la cura o avere tempi certi per la morte, avere tempi certi per un attacco o avere tempi certi per procedere con l'eutanasia. È un out-out, le due cose non stanno insieme. Quindi scommettiamo tutto sulla libertà di vivere, sulla libertà di essere curati, sulla libertà delle persone che le persone devono avere di essere veramente curate fino alla fine. E per chiudere, appunto, molto velocemente cito una frase di un chirurgo, Enzo Piccinini, che diceva: ci vuole una grande umanità per capire che la cosa più difficile da sopportare è il dolore e che la cosa di cui abbiamo più bisogno è che nel dolore ci sia qualcuno con noi che condivide e ci aiuta a non essere soli. La politica permetta questa umanità, le cure palliative sono le cose principali. Grazie anche di questa bella citazione. Roberto Bettuolo dell'associazione L'Albero. Io dico solo l'esperienza che abbiamo avuto anche con Domenico, con Stefano Geller. Noi siamo andati a incontrarlo e siamo partiti dal fatto che noi non siamo ideologici per la vita, ci sta a cuore la vita ed ci pareva così normale cercare di avere anche un rapporto umano che abbiamo provato a prendere un contatto. E io venivo dalla storia di mia zia che ha seguito mio zio che è morto di SLA poco tempo fa, e proprio per quello ho visto la delicatezza e anche la profondità con cui bisogna avere a contatto con le persone. Però 2 cose mi sono rimaste impresse. La prima, che la famiglia diventa unità di sofferenza, perché tutta la famiglia diventa unità di sofferenza. E la seconda cosa che mi sono portata a casa importante, che è quello che diceva Roberto prima, professore, è che la comunità a volte viene meno. E noi che siamo per la sussidiarietà, dico sempre con Domenico, la comunità, le associazioni possono fare la differenza, perché le cure palliative vanno estese, la famiglia va supportata, la comunità deve fare la differenza. Questo è il punto che ci è rimasto a cuore e che volevo portare. Hai fatto bene a parlare di questa visita che secondo me ha dimostrato esattamente le cose che abbiamo sentito oggi.
Andrea Tripio, chiudo, della comunità Giovanni, Papa Giovanni XXIII, che fanno un lavoro meraviglioso di aiuto, assistenza alle persone che hanno più bisogno. Ti ringraziamo per essere qui. Una battuta, però dopo ci lasciamo, ci scambiamo i contributi estesi tutti. Il contributo che hanno scritto, redatto da Luca Russo e Antonella Pericelli, proprio della comunità Papa Giovanni, che sono in sostanza una comunità fondata dagli anni 60 di famiglie affidatarie in sostanza. Sabato scorso il ministro per la disabilità Alessandro Locatelli si è recata in una delle nostre case famiglia. Le case famiglia sono fondate da una mamma e da un papà. Io vi cito semplicemente una piccolissima battuta. Crediamo in una politica che sappia mettersi a servizio delle persone fragili e indifese, nella consapevolezza che la loro condizione fisica non riduca né annulli la loro dignità. Sappiamo per certo che la fragilità esistenziale non è mai un tempo muto e infecondo della vita umana, ma anche quella debolezza può essere fonte di ricchezza umana e sociale. Crediamo nella politica che abbia a cuore il grande desiderio del nostro fondatore, Don Oreste Benzi, che sovente ripeteva: un popolo si può riconsiderare tale quando non lascia nessuno per strada, altrimenti saremo solo una cozzaglia di gente. Vi auguriamo di essere tutti cittadini attenti e costruttivi di un vero popolo che sappia rispettare il passo dello stanco, del debole e dell'ammalato. Veramente io vi auguro tutto questo. Solo l'ultimissima battuta di una famiglia che ha accolto un bambino con di 7 mesi affetto da artrogriposi ed ipotonia generalizzata in sindrome polimalformativa, una situazione molto grave. Alla fine volevo leggervi tutta la storia, che è commovente, per fortuna non la leggo. Vi dico come concludono questa famiglia. Possiamo dire con certezza che alla nostra famiglia è stato fatto un dono enorme: respirare un po' di paradiso. Io vi dico che l'accoglienza familiare, l'affido familiare è possibile ed è una grande cosa, un grande dono. Grazie. Grazie, questa è la dimensione a cui tutti dobbiamo guardare. Maddalena Morgante, segui per un partito importante queste questioni. Direi che ti lasciamo, siamo ai saluti, che poi chiuderà il consigliere Soranzo, appunto, che ha prenotato, organizzato questa sala e ci ha chiesto di animare questo evento. Maddalena, onorevole Morgante. Grazie Domenico, un saluto a tutti i presenti. Consentitemi di rivolgere ringraziamenti a tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questa interessantissima conferenza in 9 regioni italiane, conferenza che condivido pienamente dal punto di vista soprattutto valoriale, proprio per la libertà, ma la dignità della cura, perché la dignità della persona sta nell'essere stesso di essere persona, e questo noi ce lo dobbiamo ricordare, cosa che troppo spesso purtroppo non viene considerato. Colgo l'occasione per portare i saluti anche del nostro coordinatore regionale, senatore Luca De Carlo, con il quale fin dall'inizio dell'avvio della proposta di legge di iniziativa popolare Cappata abbiamo condiviso interamente la linea che è quella che noi portiamo e abbiamo sempre portato avanti con coerenza. Crediamo fortemente nella sacralità della vita. La vita è un diritto inviolabile, garantito costituzionalmente, ma non solo costituzionalmente. Pensa ad esempio all'articolo 2 della CEDU, tra l'altro richiamato anche nella sentenza 242 del 2019, e dobbiamo interrogarci qual è il senso di anche questa proposta di legge. Noi crediamo fortemente che curare sia molto di più che guarire, perché bisogna garantire la cura anche al malato sofferente al quale purtroppo non viene diagnosticata una diagnosi che non può più guarire. Curare vuol dire prendersi a cuore della persona, aiutarla e sostenerla sempre, e noi dobbiamo veramente interrogarci anche sul fatto se il servizio sanitario ha fatto abbastanza per quanto riguarda le cure palliative. Questa è la grande domanda, questa è la grande sfida. Noi crediamo fortemente nel valore appunto della vita. La vita è sacra, va difesa e tutelata sempre, va eliminata se si riesce, o comunque alleviata la sofferenza, ma mai il sofferente. Credo che qui in sala ci sia Guarnieri. Andrea, se può raggiungerci.
che ha Ecco. una storia personale. Una storia Colgo l'occasione personale. anche, scusami Domenico, per ringraziare davvero di cuore tutti i consiglieri e l'assessore Donazzano, il consigliere del mio partito, ma anche di tutti quegli altri partiti che hanno combattuto questa importante battaglia, che è una battaglia di civiltà, ed è stata una battaglia vinta grazie anche al sostegno di tutte quelle associazioni, tutti quelli che hanno creduto in noi. Quindi grazie a tutti, grazie a te, un Maddalena. importantissimo lavoro di squadra che continueremo a fare per difendere la sacralità della vita. Una battuta. Grazie Maddalena delle tue parole. Che ha adocchiato in sala Andrea Guarnieri, che segue un suo fratello in condizioni che secondo qualcuno non sarebbero dignitose. Allora, da 36 anni che è in coma post-apadico per un trauma cranico, un incidente stradale. L'abbiamo sempre curato a casa. Siamo oggi un po', vogliamo dire, in una fase un po' ancora più delicata, perché dopo 2 volte di Covid, in cui siamo sempre rimasti da soli, senza nessun tipo di supporto, le sue condizioni generali si sono aggravate. Oggi il tema delle cure palliative per lui sarebbe fondamentale. Purtroppo dobbiamo garantirgli noi 24 ore su 24, noi familiari, con le badanti e con i fisioterapisti e tutto quanto, un'assistenza continua. Io credo che sia questo su cosa puntare, la dignità nella continuità della sua vita. grazie, perché questa è una testimonianza di chi vive questo e sente quanto manchi. Moltiplichiamo per 160.000 persone, secondo i dati che ci hanno fornito prima la professoressa Zagonel. Il consigliere Soranzo chiude. Consentitemi di ricordare anche fra i presenti, ho visto altri consiglieri sono stati nominati, non riusciamo a collegarci col consigliere Bozza di Forza Italia, che voleva portare un saluto. Ma facciamo che come l'avesse fatto. Non si riesce a collegarsi nemmeno col professor Gambino, presidente di Scienze Vita, che salutiamo. Poi dopo i saluti andrà in onda un 3 minuti del saluto dell'ex ministro Sacconi, per chi vuole, perché che era in scaletta ma l'abbiamo sacrificato per esigenze di tempo. Tutto il materiale sarà reperibile, altri interventi che vorrete lasciare sui nostri siti. Saluto anche e ringrazio la consigliera Anna Maria Bigon, che mi pare che in questi giorni sia sottoposta ad un autentico linciaggio per le ragioni dette anche da Maria Pia Garavaglia alla fine, indecente ed indegno. Diamo a lei tutta la solidarietà, ha seguito la sua coscienza e ha interpretato così in modo autentico il suo mandato popolare. Lo avessero fatto tutti, forse avremmo avuto qualche problema in meno. Consigliere Soranzo. Io non desidero chiudere questo momento di grande dialogo con la società civile, che forse siamo riusciti a aprire questo percorso importante grazie a voi. Io voglio solo ringraziare tutti i colleghi consiglieri regionali che hanno con noi condiviso questa iniziativa. L'abbiamo fissata noi, Avvocato Menorello, ma la verità è che abbiamo voluto condividere, l'abbiamo condivisa con anche la collega Venturini, Beth, Pavanetto che è arrivato, fino al nostro collega Polato. Dicevo prima Formaggio, Razzolini, Barbisan, il vicepresidente del Consiglio regionale Finco, che ha aperto anche con noi i lavori. Vorrei ringraziare l'avvocato Menorello, che non l'ho fatto prima, lo voglio fare adesso, e vorrei ringraziare anche perché alla fine c'è stato un percorso difficile, è vero, poi ci capiremo, ma anche il dottor Franzina e tutto lo staff dell'ufficio stampa del Consiglio regionale per tutto l'aiuto. Lasciatemi concludere anche, non per ultimo, ma prima l'ho dimenticato, da Padovano, dopo è venuto anche il consigliere comunale, il dottor Lonardi, che è qui con noi, oltre che una professione, ringraziamo di essere qui in Regione Veneto con noi in questo momento importante. Grazie a tutti e buon lavoro, credo dobbiamo dirci a tutti. Grazie dell'aiuto, grazie ancora al vicepresidente Finco. Noi ci diamo un appuntamento, assessore Donazzano, vicepresidente Finco, si può fare una volta all'anno, ne parlate magari anche con gli assessori competenti, un punto sulle palliative con le associazioni, magari ci prendiamo questa volta una sala esterna così non abbiamo più i limiti di tempo, vediamo quei dati se verranno aggiornati, se cresceremo. Ho l'onore di dire che quelle leggi per le cure palliative citate prima sono frutto del lavoro della rete Ditelo sui tetti e di un governo che ci ha ascoltato, ma con un appoggio trasversale di quasi tutte le forze politiche. A volte basta accendere la ragione e la bellezza, credo, la bellezza delle testimonianze che abbiamo ascoltato oggi, la ragionevolezza dei dati che abbiamo visto e conosciuto oggi sono
laicamente più che sufficienti perché tutti capiscano che una priorità diversa c'è. Grazie ancora. Vi prego tutti di prendervi questo libretto che abbiamo provato a scrivere.